Mi chiamo Carlo Sesoru, sono di Terralba, Oristano. Ieri sono venuto, mi hanno fatto un preventivo del lavoro in cui dovevo fare, ho parlato con il chirurgo, ho visto il tutto ciò, ma anche convinto, ho detto dal momento che ci sono, che in Sardegna, non dico Italia, ma in Sardegna questo lavoro non lo fanno, perché non lo fanno, devono passare per diverse fasi, diciamo. Prima avevo il problema della mandibola perché i denti praticamente rimanevano all'interno, gli anteriori erano all'interno, quindi si doveva operare prima, poi intervenire sui denti ed era un processo, mi tengo la protesi che ho avuto più di un'esperienza, diciamo, su tutto ciò e niente. Oggi mi ritrovo in Moldavia. Sono nato curioso, ho sempre inventato e questo per me è un'esperienza nuova. Che vada a finire come va a finire è sempre un'esperienza nuova. Le feste sono finite e dopo le feste ci aspetta molto lavoro. Oltre ai nuovi arrivi e parecchi arrivi abbiamo anche lavori in ufficio, come per esempio pagine e pagine di descrizione della nostra clinica, del lavoro che facciamo, articoli da pubblicare poi sui giornali che voi leggerete e che riceverete presto a casa, come avete già ricevuto altri materiali da parte nostra. Io mi sono trovato bene qua, sono arrivato qua tramite conoscenze, gente che è venuto prima di me e dopodiché è stato facilissimo perché mi hanno contattato subito, mi hanno dato la mia panoramica e dopo pochissimo tempo mi hanno contattato e sono venuto. Ho sentito parlare del dottore Collari, del dottore Palmas e tramite internet mi sono aggiornato, diciamo, però le recensioni erano tutte positive e sono arrivato qua. Io sono Leonardo Concetto, provengo da Torino, comunque mi sono trovato benissimo. Ora sono andato in Italia con dei provvisori, sono ritornato dopo 6 mesi e per il definitivo. Sono convinto che ne uscirò contento, perché già dalla parte iniziale sono stato 6 mesi benissimo, anche con i provvisori, anzi vi dirò che le persone che mi dicevano mi trovavano molto, cioè pensavano che era proprio un definitivo, invece io le dicevo che erano dei provvisori e che dovevo ritornare per fare il definitivo.